Carissimi amici, benvenuti ad una nuova puntata di Spazio Vostro, sempre qui, condotto da Federica Agnese Carraro su Televenezia. E come sempre cerchiamo di portare alla vostra attenzione tematiche ed ospiti di rilievo. Oggi lo facciamo con il dottor Andrea Razzini, direttore generale di Veritas. Buongiorno direttore. Buongiorno. E benvenuto a Grazie. Spazio Vostro su Televenezia. Allora, Veritas, parliamo di Veritas. Il suo compito è un compito molto importante, molto rilevante, però ci spieghi un po', raccontiamolo anche un po' ai nostri amici da casa, che cos'è Veritas e qual è il suo impegno per il territorio, perché è una società, come vi definite, del territorio per il territorio. Sì, è un'azienda diciamo un po' particolare, ma perché ha una nascita in particolare, in quanto è costituita, i suoi soci sono tutti i comuni che appartengono alla città metropolitana di Venezia, più uno per la verità che è quello di Mogliano Veneto, che è fuori questo perimetro ma vicino, diciamo, territorialmente. E questa società è nata per assolvere alcuni compiti, in generale si chiamano servizi pubblici essenziali, cioè Certo. quelli, come dire, tra i servizi che non si possono rinunciare. E quindi in particolare noi facciamo servizio idrico integrato e quello ambientale che riguarda i rifiuti. Entrambi molto importanti per la vita civile, direi, senza i quali tutto sarebbe un po' più difficile. 2/3 del nostro organico è dedicato appunto alla gestione dei rifiuti urbani, quindi non a quelli industriali o speciali, ma quelli che si producono, diciamo, nel territorio, dalle famiglie o dalle attività, dalle piccole attività commerciali, anche industriali, ma non dalle grandi fabbriche. E quindi ci occupiamo sia della raccolta, ovviamente dello spazzamento della città o dei paesi, insomma, a seconda del lavaggio delle strade, insomma, sono tutti questi servizi. E poi una volta raccolti i rifiuti, che ormai devono essere ben separati quando vengono dati appunto al servizio che siamo noi, li dobbiamo poi trasportare e avviare al loro recupero o riciclo. Quindi, insomma, tutto questo magari così parte dalla casa di ognuno di noi, però poi arriva, insomma, in un plesso industriale, in una fabbrica grande, perché Certo. i numeri del nostro territorio sono molto importanti. Sì. Allora, entro il 2027 è in visione, anzi non in visione, in prossima realizzazione, il nuovo ecocentro e il completamento appunto di questa importante area appunto destinata proprio anche oltre alla raccolta dei rifiuti, ma anche alla promozione del riuso. Beh, qui adesso stiamo parlando di Mestre, Sì. Ovviamente noi lavoriamo su tutta la provincia. Nel caso di Mestre, oggi Mestre ha un ecocentro da diversi anni, molto frequentato per fortuna dai nostri cittadini, che sono quasi 100.000 all'anno, quindi tanti, certo. ecco, che vengono a portare i propri rifiuti, gli ingombranti, che è molto meglio portarli lì che non abbandonarli per strada. L'alternativa è telefonarci e prendere un appuntamento, e cosa che non sempre avviene purtroppo. Cosa abbiamo pensato? Siccome l'ecocentro comincia a essere un po' più piccolo delle esigenze che ormai si sono confermate, se ne costruirà uno nuovo. Prima di costruirlo ci sarà la realizzazione delle strade e del parcheggio vicino, quindi ci vorranno 2 o 3 anni per vedere quello nuovo. Però prima si fanno le infrastrutture intorno, diciamo, e dopo faremo quello nuovo, dato quello vecchio funziona. Certo. E effettivamente si accompagna anche una zona dove si potrà, adesso nella città di Mestre, ma anche da altre parti, ci sono già iniziative dove si possono scambiare i beni che uno non usa più, mobili o cose del genere, fra magari, diciamo, una specie di usato, certo. Che però magari è un po' un mercato più
più che dell'usato del regalo, Sì. qualcuno che Però può... questa è un po' una modernità anche, Sì, no? Nel senso che è una sì. nuova visione che accompagna già anche altri settori e quindi Sì. è entrato anche nel mondo di Diciamo Veritas. che qua sì, la normativa ha voluto che vicino a un ecocentro possa Sì. essere realizzato un centro del riuso, cioè qualcosa che prima di essere buttato via magari qualcuno Può può riutilizzarlo. riutilizzarlo. Ci saranno più avanti E quindi- delle tecniche per questo, perché naturalmente non si possono accumulare. Certo, questi- quindi non va in accumulo, ma può essere appunto... Quindi bisogna essere veloci. Quando Veloci. arriva un mobile o qualcosa Sì. che può essere usato, magari ci sarà una sorta di vetrina internet Che bella questa iniziativa. e quindi qualcuno la guarderà, se è interessato sa dove venire a prenderlo entro che ora, altrimenti diciamo non ci sarà È una spazio piccola asta, abbastanza. diciamo. Sì, sì, è una specie di... Bene, in più un'altra particolarità che avrà questo nuovo ecocentro è anche il fatto di essere un centro avanzato per un agevole autoconferimento anche da parte delle persone disabili. Sì, anche questa un po' fa parte un po' delle cose più moderne che si cercano di fare man mano che passa il tempo, perché non siamo tutti uguali e quindi si cerca di migliorare l'accessibilità di questi ecocentri per tutti e anche per coloro che hanno ridotta mobilità. Quindi si danno dei percorsi, chiamiamoli adatti, adeguati, insomma. Quindi saranno accompagnati poi anche. Ma ci sono sì, anche la possibilità di accompagnare le persone, magari quelle che hanno diciamo, necessità, quelle che si organizzano da sole, possono avere degli accessi adeguati a quelle loro necessità. Quindi è un po' più attento alle esigenze di tutti, anche di quelli che hanno magari qualche difficoltà alla mobilità. Questa è una bellissima iniziativa legata appunto al fatto della disabilità, del fatto che la mobilità insomma, sia accessibile a tutti, anche e soprattutto in un contesto di questo tipo, perché il cittadino è equiparato e quindi ha le stesse necessità degli altri, Sì, quindi ha sì, modo sì, di essere autonomo e poter Sì, appunto... esatto, diciamo il più possibile di non essere per forza assistito, cioè Esatto. di potersi organizzare. È qualcosa che abbiamo fatto anche con gli sportelli Sì. da relativamente poco, ad esempio le persone non udenti possono avere un'assistenza Certo. attraverso il linguaggio dei segni, chiedendola in maniera, mentre una volta insomma Sì. non era stato pensato più che possibile. Quindi c'è una sensibilità molto forte anche nei confronti di queste categorie. Sì, perché... diciamo, essendo un servizio universale, lo sforzo è quello non di accontentare la maggioranza, ma tutti, quindi diventa un po' più difficile da fare, ma va bene. Però questo sicuramente è un lavoro ed è un progetto che ha sicuramente, diciamo così, un valore sociale importante. Non è soltanto, voglio dire, il servizio che offrite dal punto di vista idrico, raccolta, eccetera, ma anche l'attenzione nei confronti del cittadino. Sì, è una cosa che dovremmo tutti poi sviluppare, esatto, non solo noi, esattamente. perché le sensibilità aumentano, che è una cosa corretta, certo. Dovrebbero aumentare insieme all'intelligenza, quindi questa sia l'educazione. Magari si parte da conoscenze limitate o da sensibilità limitate, ma che non hanno motivo, ormai non hanno più motivo di essere. Certo. Vi chiedo anche una cosa, allora, parliamo invece di quelli che sono i rifiuti ingombranti, che continuano ad essere ancora un problema, perché facendo insomma così, attenzione un attimo ai dati che ci vengono riportati, nel 2023 si raccoglievano ancora tante tonnellate di rifiuti ingombranti, quasi 14.500, che sono tanti. E dico, allora, in questo momento, che poi era anche aumentato rispetto al 2022, allora in questo momento in cui c'è tutta questa attenzione comunque da parte dei cittadini nei confronti dell'ambiente, con una società che gli dà tutti questi servizi, perché ancora c'è questo abbandono di questi rifiuti ingombranti, ma anche quell'altro tipo di rifiuto che ad esempio sono i rifiuti come non so, gli elettrodomestici eccetera, che sono anch'essi difficili poi da smantellare, perché ovviamente che cos'è che il nuovo ecocentro cercherà di fare per questi rifiuti ingombranti? L'ecocentro adesso allargando anche lo sguardo non solo a Mestre o a Venezia, dove c'è un fortissimo
servizio di ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti o degli elettrodomestici. Qui, come dicevamo poco fa, sono le educazioni e le sensibilità, no? Non si può generalmente dire io amo l'ambiente e poi non comportarsi di conseguenza. Abbandonare i rifiuti di tutti i tipi, e gli ingombranti sono solo i più vistosi, nell'ambiente è proprio, tra l'altro, anche un reato, quindi diciamo si rischia non solo la multa, ma può essere anche peggio la situazione, perché diciamo non si devono abbandonare tantomeno i rifiuti pericolosi, le risulte di una ristrutturazione di una casa. Noi troviamo effettivamente un po' di tutto. E questo un pochino era migliorata negli anni la situazione, non possiamo dire di no. Ecco, dall'altra parte gli abbandoni li vediamo di più, perché rispetto a un tempo sono più vicini ai cassonetti o alle infrastrutture di raccolta, quindi sono più evidenti, meno nascosti. Una volta c'era più l'idea di nascondere l'abbandono. Sì, magari venivano lasciati nei fossati. In campagna, nei fossati. Ecco, magari adesso questi sono un po' diminuiti. Venendo prima proprio in macchina, ho visto vicino a un cassonetto 2 materassi. Ecco, questo mi è tra venuto l'altro in mente proprio lei, visto che avevo questa Ecco, intanto le volevo dire, noi li portiamo via i materassi, certo non li che li mettiamo, portate, no? certo. Quindi il tempo di farlo. Però il cittadino dovrebbe dire, ecco, visto che ci sono tutti i servizi a disposizione. Devo dirle che ci sono anche molte nuove cittadinanze che non hanno ben capito o non hanno molta voglia di rispettare le regole. Questo lo vediamo sia con le multe che con la necessità di informarsi. Non tutti hanno questa sensibilità. Noi abbiamo già noi italiani, diciamo così, non brilliamo, diciamo che abbiamo l'ambiente, ma non siamo poi rispetto ad altri paesi. Ecco. Altri paesi sono anche più indietro, bisogna dire la verità. Ci sono più virtuosi e più... Sì, ma quelli che abbiamo noi che fanno gli abbandoni, diciamo, non sembra che siano più virtuosi, direi di no. Hanno sensibilità diverse, questo va capito, ma dall'altra parte gli va spiegato e soprattutto imposto di comportarsi bene, come noi dobbiamo farlo, anche loro devono. Quindi qualcuno li abbandona e quindi bisogna evitare che accada. Giustamente. Il numero che ha detto è importante. Quale? Riguardo Quando ha detto 14.000 tonnellate raccolte così, sì, è un numero importante. Diamogli anche la dimensione che nella nostra città metropolitana raccogliamo circa 550.000 tonnellate di rifiuti urbani. Quindi sì, è un numero importante, è un fenomeno antiestetico, fastidioso, che colpisce il decoro di tutti i territori, più o meno con evidenza, e va combattuto. Però dobbiamo anche dire che pensiamo se non funzionasse tutto il resto, sarebbe un vero disastro. Veritas funziona molto bene e su questa ci fermiamo perché abbiamo un attimo di pubblicità e ritorniamo invece sulla questione delle sanzioni di cui lei prima aveva accennato, perché effettivamente l'abbandono così, diciamo, selvaggio, visto che ci sono delle regole, non fa bene e non è giusto, visto perché ci sono anche poi tutti i servizi a disposizione. Cari amici, vi aspetto di nuovo qui ancora con il direttore generale di Veritas, appunto il dottor Razzini, subito dopo la pubblicità. Carissimi amici, eccoci, siamo di nuovo qui in studio, siamo a Spazio Vostro con il direttore generale di Veritas e il dottor Razzini, con cui abbiamo parlato sinora appunto un po' di Veritas, ma abbiamo parlato anche del nuovo ecocentro che sta ampliando, diciamo, le sue dimensioni per le necessità appunto rivolte nei confronti della cittadinanza, ma stavamo parlando anche dell'abbandono dei rifiuti ingombranti, eccetera, che ovviamente non è un bel vedere, ma c'è la possibilità anche ovviamente visto che ci sono proprio dei servizi ad hoc messi appunto a disposizione da Veritas, e però c'è anche una cosa che prima con il dottor Razzini stavamo parlando, che è quella della possibilità di incorrere in anche sanzioni importanti, perché è considerato anche, diceva lei, appunto, un reato questo atteggiamento. Sì, si può arrivare fino lì. Attualmente, se partiamo da questo lato, insomma,
i vigili urbani normalmente o anche gli ispettori ambientali, che è un servizio che forniamo per i comuni, danno delle multe di tipo amministrativo per vari motivi. L'abbandono è sicuramente quello che non piace a nessuno, insomma un po' il fenomeno odioso, qualche volta c'è anche l'errato conferimento, perché se si sbaglia a separare, se si sbaglia non una sola volta, parecchie volte, allora si arriva anche alla sanzione. E qui però la sanzione noi non la vediamo un po' come un fallimento, soprattutto quando guardiamo questi aspetti, perché l'abbandono selvaggio è giusto punirlo e può anche diventare un reato, perché oggi il codice penale prevede che l'abbandono dei rifiuti nell'ambiente possa essere un reato, insomma. Quindi... Sì, infatti voi avete stilato anche avete fatto proprio delle contravvenzioni che sono anche poi segnalate. Ci sono contravvenzioni, vanno segnalate, naturalmente non sono anonime e quindi diciamo chi di dovere può riservarsi. Cioè nel semestre gennaio-maggio 2025 con controlli costanti, quindi ci sono anche delle telecamere eccetera. Sì, in questo caso gestite sono controlli dai comuni con la polizia locale, hanno effettuato circa più di 30.000 controlli e sono scattate quasi 1.900 contravvenzioni, cioè parliamo di numeri importanti. Quindi... Allora, dal punto di vista statistico le contravvenzioni non sono poi molte, visti i controlli, però come diceva lei non sono poche, sono numeri assoluti di un certo rilievo. Poi ricordiamoci, noi abitiamo in un territorio, tutti praticamente abitiamo in un territorio che ai margini della laguna di Venezia ha anche legislazioni ambientali particolarmente severe. Certo. E quindi diciamo che non è nemmeno da trascurare quando si fa così, cosa può accadere, dove, in che posizione. Siamo visitati anche da milioni di turisti e questo a volte noi multiamo anche loro se non hanno un comportamento adeguato. E soprattutto bisogna dire che nelle località turistiche è un compito più che degli albergatori, direi di chi affitta la casa, ricordare come sono le regole di conferimento dei rifiuti. Non sempre questo viene fatto e quindi tante volte l'ospite per una settimana, per pochi giorni, effettivamente non sa come conferire o come comportarsi, oppure se lo sa magari pensa di poterlo trascurare. È importante che chi affitta le case sensibilizzi, perché un ambiente compromesso non fa bene neanche al turismo. Certo, non è un bel vedere. Non è un bel vedere, non è un bel sentire e non piace né agli uni né agli altri. Certo, assolutamente, anche per noi un biglietto da visita per presentarci anche chi ci viene a trovare. Questo spiega perché io ho anche l'occasione oggi per ringraziare tutte le persone che lavorano nella nostra organizzazione per tenere pulito il territorio e anche sono più di 1600 quelle che si dedicano diciamo tutti i giorni a questa attività e certo è un numero importante distribuito su territori meravigliosi, perché abbiamo le spiagge più frequentate d'Europa, la capitale internazionale del turismo che è Venezia, luoghi bellissimi sia nella costa che nell'entroterra, frutto di visite o anche di appunto residenze comunque in ambienti piacevoli. È un peccato che un territorio così bello non lo sappiamo gestire. Esatto. Questo poi però i cittadini dovrebbero rendersi conto che ha una ricaduta poi su loro stessi, perché questo cosa comporta? Comporta un peso anche sulla collettività, quindi come anche l'aumento delle bollette, delle utenze, perché voi ovviamente dovete sostenere dei costi maggiori, perché l'anno scorso il recupero dei rifiuti abbandonati vi è costato 3,5 milioni di euro, è logico che voi dopo questo dovete spalmarlo anche sulle bollette dei cittadini. Il metodo di distribuzione è ovviamente su distretto comunale, quindi pagherà di più virgolette colui che abita nel comune in cui di più si abbandona. Quindi questo sembrerebbe equo. Dall'altra parte è un costo che si potrebbe evitare naturalmente, perché persone, ore lavoro, mezzi, carburanti, tempo, segnalazioni che ci arrivano per si muove una macchina che insomma non voglio dire che è come chiamare l'ambulanza o il taxi,
Però ma diciamo che ci somiglia tanto. Poi per sì. portare via un divano vecchio Sì. che si poteva portare in ecocentro Centro. o chiamare il servizio che al massimo in 15 giorni diciamo lo dà il riscontro, e in fondo un divano vecchio l'abbiamo tenuto tanto tempo, 15 giorni in più si può aspettare, certo. nella peggiore delle ipotesi. Certo. Però a parte questo, diciamo lì fare un servizio, programmarlo è una cosa, correre dietro agli abbandoni costa di più, quindi in effetti poi penalizza tutti. Sì, anche perché poi dopo voi, una volta che avete raccolto questi rifiuti particolari, ingombranti, eccetera, c'è anche poi tutta anche una procedura, perché per ogni tipo di rifiuto non classificato, magari potrebbe essere anche il ritrovamento, che ne so, di una tanica con dei liquidi particolari, Certo, se analisi da entriamo fare, nell'argomento cioè, dei rifiuti pericolosi tutto si complica. Sì, anche quelli elettrici o comunque altri che sono magari composti da parti che dopo devono essere smembrati per... Quelli elettrodomestici li possiamo recuperare, diciamo, portandoli ovviamente a chi fa questo poi. Sì, però tornando al discorso di sostanze o cose che vengono abbandonate, ma quelle di cui potrebbero non si sa danneggiare l'ambiente, qui, certo. qui si passa il confine con il reato, no? Esatto. Quante volte si trova magari qualcosa contenente amianto e la procedura anche per rimuoverla è molto più complicata per noi e anche per chi fa la segnalazione, per l'ente che deve presidiare, appunto secondo delle norme primarie. Quindi un lavoro veramente impegnativo. Sì, meglio non abbandonarli, portarli nei posti dovuti. Assolutamente, proprio perché ci sono veri e propri appositi spazi. Infatti voi avete dato e darete, e continuerete a farlo, un vademecum per il corretto conferimento di questi rifiuti. Esistono proprio dei veri e propri, diciamo così, numeri di telefono, contatti, mail a cui fare riferimento, affinché queste persone, i cittadini appunto essi stessi, anziché abbandonare un divano per strada piuttosto che un materasso, piuttosto che altre cose, magari liquidi, diciamo così, pericolosi, possono fare riferimento. Effettivamente abbiamo anche messo nel sito internet, ma sappiamo che non tutti lo consultano, quindi li stampiamo, li distribuiamo in tanti casi, le regole base e anche il modo per sapere eventualmente sì, che il vostro sito è www.gruppoveritas.it. Sì, abbiamo tradotto in 17 lingue. Addirittura, diciamo, cioè è impossibile non sapere. Siamo abbastanza sicuri che sia... insomma, se abbiamo sbagliato qualcosa nella traduzione ci può essere fatto notare, però che il messaggio possa essere dato proprio a tutti. E poi avete anche anche un numero verde, quindi ovviamente facilissimo da raggiungere, anche un numero facile, visto. Sì, lo diciamo, io a memoria non lo so perché ce ne sono due, uno per i guasti idrici e uno per quelli... Allora, per quello dei rifiuti è l'800 811 333, giusto? Lo ripeto, 800 811 333. Quindi potete chiamare questo, oppure il numero fisso, perché c'è anche un numero fisso a cui risponderanno degli operatori, che è appunto 041 96 5533. Poi comunque se andate appunto a visitare il sito troverete tutto, quindi andatelo a visitare perché vi renderete conto quanto Veritas lavora e fa per il territorio. Poi ci sarebbe una cosa, se posso dire, per coloro coloro che hanno voglia di farsi mandare la famosa bolletta, sì, magari via mail anziché via posta, sì, c'è una considerazione che naturalmente farsela mandare via mail non comporta l'uso della carta, quindi c'è un piccolo risparmio. Assolutamente. E quest'idea però l'abbiamo un po', se uno deve scegliere appunto questa opzione, può farlo e può partecipare, ogni anno c'è un voto, può dare un voto alla cosa che vorrebbe che con quei risparmi si possa finanziare. Allora l'anno scorso ad esempio sono state finanziate le domeniche ecologiche, quindi i risparmi della posta, diremo così, li abbiamo trasformati in attrezzature per chi passa magari un sabato o una domenica a pulire il territorio con le associazioni. Che bello! Quest'anno si può scegliere fra le posate e soprattutto le stoviglie, diciamo,
da lavare per le sagre invece che quelle in plastica Sì, per ridurre meno rifiuti, giusto. oppure piantare degli alberi. Che bello. Quindi ci si può votare l'uno o l'altro, in cambio però E questo lo fa dove? lo fa dentro il sito, Dentro il sito. nella scelta dello sportello online si Sì. può scegliere appunto di farsi recapitare la bolletta con la mail, insomma, E questo comporta un comporta una risparmio. scelta ambientale, Una diciamo scelta così, ambientale. che ogni anno, ecco, l'anno scorso per esempio Sì. hanno votato quasi 10.000 persone scegliendo, E cosa hanno scelto? hanno scelto la domenica ecologica. Ah sì, di cui mi parlava prima. Però poi diciamo chi ha perduto viene riproposto l'anno dopo. Insomma. Ok, quindi quest'anno? Quest'anno c'è o piantiamo alberi Oppure o le posate e le stoviglie riciclabili anziché quelle. beh, questa è una bella idea buttate. anche perché con tutte le manifestazioni che vengono fatte, al di là degli alberi, Che sono tante, che sì. sì, che sono ovviamente il verde è un polmone che fa respirare una città. Poi dopo lo faremo anche quello, ma Certo, più avanti. infatti. Però il fatto effettivamente con tutti questi festival, con tutte queste Sì. manifestazioni che sono praticamente diffuse in tutto il territorio, Sì. è ovvio che anche questa è una Sì, bellissima infatti anche con il iniziativa. nostro consiglio di bacino, che è l'ente che ci controlla, si possono avere le lavastoviglie ovviamente, e noi però forniremo a chi non le ha le stoviglie, perché sennò non funziona il sistema Bene. per le sagre, diciamo, che sono tanto frequenti, sono più di 200 nella sola provincia di Venezia. Sono Sono tantissime. tantissime e Tantissimi quindi festival l'idea è un po' quella. che richiamano poi anche tante persone, quindi effettivamente parliamo anche lì di carichi importanti. Sì, Allora, noi abbiamo chiuso perché il tempo ormai grazie. sta terminando. Io ringrazio il direttore generale di Veritas per essere stato qui con noi, qui a Spazio Vostro, qui a Televenezia. E direttore, un'ultima velocissima domanda: un sogno nel cassetto per questa società o avete già realizzato? Ma il sogno nostro sarebbe di lavorare un po' meno, perché se tutti riusciamo, diciamo, a collaborare Bravissimo. per l'ambiente, noi potremmo anche costare un po' meno, no? Perché Certo. lavorando un po' meno. Quindi la sì. collaborazione di tutti. Non è pigrizia, è proprio una cultura ambientale, Giusto. perché solo con quella riusciamo a uscire. Quindi Altrimenti col lavoro del cittadino che si mette a disposizione cercando Sì. di essere più, diciamo così, attento all'ambiente, attento a quello che... sì, e proprio anche a collaborare a collaborare con attivamente. noi, insomma, per Certo. la parte dei rifiuti è molto rilevante. Bene, cari amici, vi do appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata, con altri ospiti e saluto ancora il direttore Grazie. generale di Veritas. Grazie a Grazie voi. dottor Razzini di Grazie. essere stato con noi. Grazie, arrivederci.